E dopo questo servizio la linea va in Veneto al collega Paolo Zeriali per notizie e aggiornamenti relativi all'Alto Adriatico. La collega Anastasi, buonasera a tutti dalla redazione Alto Adriatico. Allora andiamo subito a presentare i due ospiti di oggi, l'onorevole Viola e l'assessore regionale Stival, rispettivamente del Partito Democratico e della Lega Nord. Con loro commenteremo molto rapidamente quelli che sono appunto i risultati per quanto riguarda questa tornata di ballottaggi in Veneto. E a questo punto però, insomma, avendo qui un esponente della Lega Nord, non possiamo che chiedergli come cambieranno secondo lei, al di là di queste amministrazioni citate, nelle quali insomma magari appunto avete ottenuto anche dei successi forse insperati, come cambierà a livello nazionale, a livello padano, il rapporto fra Lega e PDL, Lega e Berlusconi? Io credo che i risultati soprattutto nazionali siano positivi, nel senso che hanno dato una forte batosta al centrodestra e quindi io, di fronte a messaggi chiari del popolo, credo che non sia altro che da dire e da dare positività, nel senso che evidentemente il fare una politica di centrosinistra a un governo di centrodestra non paga. Ne prendiamo atto, spero che lo capisca soprattutto il PDL, le politiche di questi mesi sull'immigrazione, ma tante altre cose che ci sono. Il centrodestra deve governare dal centrodestra, quello che ha promesso deve farlo ai propri elettori, ai propri cittadini, altrimenti poi succedano queste cose che sui temi nazionali le cose non vanno bene. Poi se lo caliamo nella realtà regionale, poi vediamo che in alcuni comuni, pur governando bene il centrodestra, ha vinto il centrosinistra e viceversa in altri. C'è un po' di tutto, la gente vuole cambiare un po', evidentemente sul tutto, eccetera. Ecco, io volevo spostarmi dal sud dell'Italia al sud del Veneto, insomma a Rovigo, dove ovviamente avete anche ragioni per festeggiare, e volevo fare anche una riflessione di questo tipo, perché avevamo già in precedenza detto che insomma certe difficoltà per la Lega Nord ma anche per la coalizione possono anche essere derivate dall'ondata migratoria eccezionale derivante dalle crisi del Nord Africa di questi ultimi mesi. Però dico, Rovigo, tanto per fare un esempio, è una città della quale insomma c'è meno immigrazione che in altre, allora ci sono anche altri fattori che possono incidere sull'elettorato. In una elezione comunale, per quanto grossa sia, tocca l'aspetto nazionale, tocca l'aspetto del singola persona, tocca tanti aspetti, gli aspetti legali, anche locali. Gli aspetti politici, ma soprattutto in una realtà come quella veneta, insomma, contano in parte gli aspetti nazionali, però ovviamente possono avere il loro peso, soprattutto in un partito come il nostro che su determinate tematiche, se viaggia troppo sottovento, evidentemente paga le conseguenze che ci sono. Per fortuna appunto in due comuni importanti dove c'era il centro-sinistra, Montebelluna e Rovigo, adesso c'è centrodestra e Lega assieme, e Adria c'è stata una riconferma del sindaco uscente, che tra l'altro si erano mandati a casa un po' per beghe interne. Anche la realtà di Chioggia ha dato un messaggio importante, che le baruffe fatte in casa del centrodestra non pagano, che siano esse colpa della Lega, colpa del PDL, adesso non sto a disquisire, ma ovviamente i cittadini, gli elettori non percepiscono le beghe interne, hanno bisogno di essere governati, e quindi è giusto ed è auguri a chi ovviamente ha vinto questa tornata elettorale. Quindi lei non vede problemi ad esempio di coesione anche nell'alleanza diciamo a livello regionale? Ma quello è un aspetto diverso, la coesione è molto indebolita da tutta una serie di segnali partiti soprattutto dalla provincia di Venezia. Quando noi abbiamo alcuni comuni dove il PDL in particolare è smistato in 2 o 3 liste, o in realtà come Eraclea c'è una sintesi di alleanza di esponenti del PDL, del PD, cioè c'è dentro di tutto, dopo magari vengono anche premiati dal punto di vista elettorale, e quello niente da dire, i cittadini hanno deciso, va benissimo così, però poi alla lunga ha conseguenze politiche, nel senso che l'elettorato si sente un po' orfano da una parte, o comunque non capisce più niente la politica del centrodestra o della Lega, del PDL, se vanno in uno stato confusionale di questo tipo. Bene, io ringrazio.